Buonasera gentile pubblico, facciamo un applauso e iniziamo a scaldare l'atmosfera. Buonasera a tutti. Un attimino, un momento tecnico. Eccoci qui per la finalissima veneta di Top Freedom Girl. Io Elisa Fedele vi farò compagnia, vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio all'interno della bellezza di questo prestigioso concorso che questa sera celebra la sua quinta edizione, che eleggerà la più bella tra le ragazze provenienti da tutto il Veneto. Un concorso senz'altro prestigioso grazie anche alla presenza dell'agenzia milanese di moda e pubblicità J&M. Grazie mille per essere con noi al direttore, a cui facciamo un grandissimo applauso. Con noi Giorgia Benettazzo direttamente dalla provincia di Vicenza. La numero 2, Claudia Cavaliere, anche lei dalla provincia di Vicenza. Un grande applauso. Con il numero 3, Greta Fortunato, chiude il tris delle Vicentine. E ancora numero 4, Regina Puzzato dalla provincia di Padova. Numero 5, Elisa degli Agostini, Padova. Numero 6, Carlotta Gallegaro, sempre dalla provincia di Padova. Pubblico un po' di calore, grazie per la numero 7, Jasmine Pavanna, direttamente dalla provincia di Venezia. Numero 8, Alessia Alberti, anche lei direttamente dalla provincia di Venezia. A concludere il tris di veneziane Giada Sorrenti con il numero 9 e ancora Martina Perina con il numero 10, Greta Vanin numero 11, queste ultime ragazze dalla provincia di Treviso, insieme a Sara Merlo con il numero 12 e a concludere le bellunesi Giulia Giuseppe con il numero 13 e Valentina Paè con il numero 14. Eccole qui le 14 bellissime miss che si contenderanno il premio di questa sera, un premio prestigioso che potrà essere loro, perché no, grande trampolino di slancio verso la tanto desiderata città della moda che è Milano. E parlavo tra l'altro nel retro le quinte che effettivamente questi concorsi di bellezza possono essere un importante momento di scouting. Speriamo che Top Freedom Girl possa portare fortuna a tutte loro. Bene, io direi di far rientrare le ragazze, prego ragazze, e vediamo la prima candidata. Come vi ho già accennato, la serata vede un po' in lotta le varie province della nostra bellissima regione. Lei proviene dalla provincia di Vicenza, è Giorgia Benettazzo di 20 anni. Prego Giorgia, vieni pure verso la nostra giuria, avanti, 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 abbiamo un po' di fuori programma, ma così potrai farti vedere in tutto il tuo splendore. E perché no, anche una prova, insomma, un po', come si può dire, un'indossatrice deve riuscire a far fronte a tutte le insidie che si presentano. Lei ha anche il pavimento un po' sconnesso. Prego Giorgia, puoi rientrare e posizionarti un attimino dietro dove c'è quel cerchio, così la giuria può vederti bene in luce. Grazie mille. Ecco Claudia in tutto il suo splendore, anche lei, come vi ho già accennato, proviene dalla provincia di Vicenza, ha 22 anni. L'esigenza della nostra giuria di ammirare le miss più da vicino, soprattutto per quanto riguarda Massimo, è proprio di vedere anche la possibilità di fotogenia, le potenzialità anche a livello video foto delle nostre miss da più vicino. Ecco qui Greta nel suo primo passaggio giuria.
nel mentre che vediamo la candidata numero 4, Regina, io vorrei fare ulteriori ringraziamenti anche alla proprietà di questa bellissima location che ci ha voluti qui fortemente, ci ha permesso di Elisa degli Agostini. Elisa ha 28 anni. Ricordiamo alle nostre ragazze di fermarsi per benino davanti alla nostra giuria per poter essere viste, ammirate e valutate anche in una posa plastica che ricorda molto quello che potrebbe essere il loro. Diamo un pochino l'atmosfera, sapete le ragazze sono veramente molto emozionate dietro alle quinte. Dicevamo Carlotta numero 6, provincia di Padova, 18 anni. Di appartenenza, quindi torniamo a lei, la numero 7, Jasmine Pavan, ha 16 anni e appunto proviene dalla provincia di Venezia. Numerosi partner della serata, Veleno, che hanno curato non solo un concorso, pensate alle magie che possono fare in salone con tutti i ferri del mestiere. Vi assicuro che in 5 minuti con la piastra veramente è stato uno spettacolo. Grazie ragazzi, un grande applauso, un grande applauso. Allora, torniamo a porre l'attenzione sulla nostra Miss in passerella in questo istante. Vedete anche lei i capelli lucidissimi, grazie ai nostri parrucchieri. Abbiamo con noi la numero 8, lei è Alessia Alberti, ha 21 anni e anche lei proviene. Ecco qui già dal passerella verso la nostra giuria. Ricordiamo al nostro pubblico che i giurati hanno anche delle schede tecniche con tutti i dati delle ragazze, le misure, l'altezza per poter così apprezzare. Quindi benissimo, facciamo un grande applauso ai nostri partner, li ringraziamo e insomma è il momento, cari giurati, per capire e insomma approfondire un pochino e comprendere se effettivamente queste ragazze hanno le carte in regola. Quinte è insomma settato come è giusto che sia. Io direi di farvi ammirare le nostre Miss, che in questo momento non saranno più delle Miss, ma saranno delle vere e proprie modelle. Ragazze, passerelle!
cocktail apti per le vostre occasioni formali e non, abiti che risaltano ulteriormente ancora di più la bellezza delle nostre ragazze. Studio massaggi dal santo di Chiumpano. Si conclude qui la nostra prima fase di gara. In tutto il loro splendore schierate dalla finaliste, a cui chiederò gentilmente di fare un passo avanti. Callegaro. Ho perduto sonno perché se ti cerco accanto a me, un abbraccio caldo di te, da 2 mesi ormai non c'è, che pianga o rida, credo finga, strada vinta, tu non tornerai. Dai via, una stupida mania che si favoreggia dentro il petto, vi provo il cuore un cambiamento inutile, e sperare che col tempo passerà. Ho spezzato il vetro perché la tua voce, il tuo ricordo, neppure per un solo giorno inutile, e lasciarsi andare alla fragilità. Sotto luce televisiva. Claudia Cavaliere, vieni al centro Claudia, un grande applauso, fermati pure qui.
grazie Carlotta. Claudio, scusami. Rivediamo Carlotta ora la numero 6, Carlotta Callegaro. Grazie. Numero 8, Alessia Alberti, prego Alessia. Grazie, rivediamo anche la numero 10. Lei è Martina Perina, grazie Martina. E rivediamo anche la numero 13, Giulia Disè. Grazie Giulia. Allora, siamo pronti con la busta. Ci tenevano a... Vi vado ora a presentare in ordine sparso le ultime 3 finaliste. Le prime 3 classificate. Un passo avanti per la Miss numero 6, Carlotta Callegaro. Un grande applauso. Un passo avanti per la Miss numero 10, Martina Perin. Un grande applauso. E un passo avanti per la Miss numero 8, Alessia Alberti. Congediamo Giulia e Claudia. Grazie ragazze per essere state con noi, per aver partecipato. Gabriele, a te l'onore di premiare la terza classificata per il titolo di Top Freedom Girl, finalissima Veneto, è la numero 10, Martina Perin. Un grande applauso. Fiori, prego Patrizia. Andiamo a premiare. Andiamo direttamente sulla prima e poi cingeremo la fascia anche alla seconda, altrimenti è finito il gioco. A vincere questa quinta edizione di Top Freedom Girl, finalissima Veneto, ricordiamo vincerà uno shooting fotografico professionale presso l'agenzia J&M di Milano di Massimo Mandelli, che cingerà la fascia alla vincitrice. Speriamo che questo possa essere il lascia passare per il mondo della moda, visto che verrà offerto anche un file composite importantissimo per proporsi alle varie agenzie di moda. A vincere il titolo di Top Freedom Girl, giuria prego avvicinatevi al centro del palco. Prego, 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 mettetevi uno a destra e uno a sinistra, che così non le impadiamo, queste bellissime miss. Vince il titolo la numero 8, Alessia Alberti, un grande applauso. Fascia, fiori. Alessia vince un book professionale presso la J&M di Milano e quindi seconda classificata di questa serata, con un grande applauso, Carlotta Callegaro con il numero 6. Gentile pubblico, su questa bellissima immagine di bellezza
questa bellissima location, grazie a tutti voi che siete rimasti qui fino alla fine per vedere le vincitrici, e certo assolutamente il mio compito è praticamente agli sgoccioli, non mi resta altro che lasciare il microfono al patron Filippo Sciortino. Un grande applauso. Grazie, sono molto contento che la giuria abbia selezionato queste 3 ragazze che sono bellissime, senza ombra di dubbio. Io vorrei solo dire una cosa, questo Top Freedom Girl, voi lo sapete molto bene, è stato spostato un sacco di volte, cioè alla fine era diventato quasi un incubo. Quindi vorrei ringraziare innanzitutto tutte le ragazze, ma veramente tutte, non solo loro 3 che hanno vinto, ma tutte, perché hanno avuto una pazienza infinita. Vorrei ringraziare loro 3, che chiaramente, al quale auguro veramente di fare tantissima strada, tantissima. Comunque Massimo è pronto ad accogliervi, avrà i vostri nominativi, quindi chi se lo meriterà andrà comunque avanti. Voglio dire grazie particolare a Massimo, appunto, che ha sempre creduto in me, a Gabriele, grazie tantissimo, a Patrizia, non ho sbagliato il tuo nome, vedi, e a Maria Soli, che è un nome che dice tutto, e a te, carissima, che veramente hai presentato questa serata in modo impeccabile e hai coperto tutti i miei errori. Grazie mille. E voglio dire grazie agli sponsor, naturalmente, J-Side di Padova, Diamante di Carle e non da ultimo un negozio che abbiamo qui alle porte di casa, Atene, dove ci sono 2 ragazze giovanissime che producono e vendono in tutto il mondo un abbigliamento bellissimo che si chiama Ribes. Potete andare a cercarlo online. E poi voglio ringraziare Attimi di Bellezza, che ha acconciato le nostre ragazze, e comunque tutti quanti, il patron di Villa Ziroldi, chiaramente, e anche la truccatrice, la regista, di cui non ricordo, Cristina. Io con i nomi, lei la chiamo sempre Paola, non so perché, con i nomi io proprio non ci azzecco. Ecco, ragazze, buona fortuna. Grazie, non mi resta che fare un cappello conclusivo, grazie per essere stati con noi. Lisa Fedele vi saluta e al 2022 speriamo. Grazie, buonanotte, buona